Lo dico per l'ultima volta, rieccoci dal salotto della Maker Faire Sardinia per l'ultimo intervento, i saluti finali, i ringraziamenti. Sono con Antonio Burrai del Fab Lab di Olbia, organizzatore della Maker Faire Sardinia. Antonio, si riesce a fare un bilancio conclusivo, un pensiero conclusivo? Assolutamente, guarda, siamo veramente molto stanchi, però quella stanchezza di chi ce l'ha fatta, abbiamo portato a casa un risultato molto importante, tantissime presenze, scuole, turisti, insomma è anche difficile adesso riassumere tutto quello che è successo in questi 3 giorni. Abbiamo alla fine compresso quasi un anno di lavoro in 72 ore, è stato come sempre insomma, un'esperienza molto bella e vedremo adesso insomma, i feedback e quello che succederà in futuro. Non ringrazio nessuno, nel senso insomma scherzosamente ci tengo solo a chiamare qua con me la mia partner in crime che è Federica Vargiu che Ci fosse il pubblico adesso diremo un applauso un per grande Federica applauso. Vargi. Ciao Federica. Ciao a tutti, si direbbe se ci fosse il pubblico. Esatto, brava, vedo che mi segui. Federica, allora anche a te lo chiedo che, anche se ci siamo sentiti in diretta questo pomeriggio, però ti chiedo adesso che veramente siamo in conclusione, che fiera è stata, come è stato tutto questo macchinone del Maker Faire Sardinia? È stato complesso, duro da raggiungere, però dal momento in cui quelli che sono i tuoi desideri, i tuoi sogni, le immagini che nella testa si tramutano in realtà, diciamo che diciamo, la più grande soddisfazione, quello che mi muove appunto, come ti ho detto anche prima, a lanciarmi in queste imprese semi impossibili. Stiamo concludendo adesso sul retro giardino del Museo Archeologico di Olbia e credo che sia un momento e un'esperienza impagabile per tutti coloro che sono presenti. Ne approfitto per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo evento, che hanno reso possibile, oltre ai presenti, oltre ovviamente a Giacomo e Milena, che non vedrete mai, ma che sono sempre comunque stati presenti durante queste dirette su Facebook e che troverete poi anche su YouTube. Volevo ringraziare il grande staff che abbiamo avuto, volevo ringraziare in primis Francesca Nedda e le colleghe del collettivo Nextas Collective che hanno realizzato un mio grande sogno, ma che era anche un sogno di Antonio in qualche modo, cioè realizzare la Wunderkammer, la Camera delle Meraviglie, la mostra d'arte all'interno di, forse è l'unica Maker Faire con una mostra d'arte. Senza dubbio. Nel vero senso Un della record nei parola. record. Esatto. Volevo poi ringraziare ovviamente tutti gli altri presenti, Maura Capai, che è stata la nostra social media miau, come la chiamo io, da battaglia e che spero sia con noi forever and ever. Andrea Milia, doppio ruolo, come tutti d'altronde, artista all'interno della Wunderkammer, ma anche il ruolo fondamentale perché è stato il nostro allestitore dell'evento, Gianluca Muscas, il nostro fotografo, e poi ringrazio i ragazzi che sono forse la cosa che ti dà più soddisfazione, perché sono persone che recluti nel giro di 2 giorni senza alcuna conoscenza e che nel delirio generale in cui tu li accogli sono in grado di entrare dentro il mood dell'evento e renderti sereno. Quindi ringrazio in primis Ioana e Andrea, che sono stati 2 capisaldi essenziali e ci hanno accompagnato dall'allestimento fino alla conclusione. Ringrazio Carlo, Davide, Valentina e Samuela, ma non posso dimenticare assolutamente la nostra regina, sempre lei, Zaira. E niente, Maker Faire è tutto questo, sono tutte queste persone, sono gli espositori in primis. La più grande gioia è stato quello di vedere proprio gli espositori entrare in relazione, cioè quell'ideale, no? Che poi alla fine ci unisce, solo quello alla fine. L'ideale di connettere, di partire dal basso, di creare un evento dove col sorriso si possano creare delle commissioni, delle sinergie, è avvenuto, quindi complimenti Antonio Burrai. Complimenti Antonio Burrai, complimenti Federica Vargi, vedo gli occhi lucidi e li hai anche citati. Antonio, in chiusura ti chiedo anche un commento a chi era dietro le telecamere, a chi era in regia che ci ha accompagnato in questi 3 giorni. Sì, allora questa è insomma un grande gruppo di lavoro, la conferma di una grande squadra. Una cosa che mi preme molto sottolineare è che abbiamo un enorme seguito istituzionale. Siamo stati in questi giorni sulla home page di tutti i principali
come dire, realtà, enti a livello nazionale, però rimaniamo comunque ancora un gruppo di fatto genuino, indipendente, quindi di persone che bisticciano, discutono, che poi alla fine in tutta tranquillità però vanno a bersi, insomma, a fine serata una birra tutti insieme, veramente orgogliosi di aver portato a casa un risultato che, ci tengo a dirlo, rimane comunque eccezionale a livello sicuramente isolano e sicuramente anche a livello nazionale, perché abbiamo superato, speriamo che nessuno si arrabbi, gli espositori di Barcellona, gli espositori di Torino, insomma, tante cose insieme, non dico più niente. Punto. È stato E poi ti porti bellissimo. sfiga. Grazie a tutti. Grazie. E ci vediamo più avanti. La prossima volta.